Tra i progetti concreti, 2 iniziative mirano a rispondere alle esigenze più urgenti delle imprese. Housing sociale, con un dialogo avviato con INPS per l'utilizzo di immobili sfitti da destinare a lavoratori fuori sede, tramite un fondo di investimento per la ristrutturazione e la gestione sostenibile degli alloggi. Ma anche formazione e reclutamento legale di manodopera immigrata. Abbiamo un grande problema che purtroppo dalle statistiche che abbiamo nel 2050 noi avremo 5 milioni in meno di lavoratori, quindi è un problema demografico enorme, perché se vengono a mancare 5 milioni di persone al mondo dell'impresa, capisce anche lei che è un problema che dobbiamo risolvere. Oggi noi stiamo facendo missioni anche nei paesi esteri per essere attrattivi, formando le persone all'estero per venire ovviamente in Italia a lavorare, che per noi comunque è fondamentale. E qui noi quello che stiamo facendo all'interno delle Confindustrie è cercare di mappare le competenze che servono per creare ovviamente all'estero ma anche all'interno del paese comunque gli skill per poter far sì che le nostre imprese continuino ad avere le persone per continuare a fare i prodotti che sta facendo. E la cosa numero due è importante mantenere anche i nostri ragazzi in Italia, che per noi è fondamentale. Grazie. Da remoto è intervenuta in videomessaggio anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Continueremo a rimuovere gli ostacoli e trasformare le politiche che vi riguardano da vicino in un sistema unico e armonizzato. Se vogliamo una strategia industriale ambiziosa, capace di stimolare la crescita,